bellezza della natura, dell'ambiente da tutelare, si scopre tanta bellezza anche in un piccolo centro del Padovano, Cervarese Santa Croce, dove c'è un castello medievale, una villa del 1500 e anche un oratorio, un'arena e una chiesa che ospita una piccola biblioteca. Tutto questo, insomma, una sorpresa continua, come ci racconta Patrizia Giustarini. All'ombra del millenario castello si nascondono tesori inaspettati, una villa del 1500, un oratorio del IX secolo, una chiesa che non accoglie più fedeli ma lettori, piccoli gioielli che nel corso dei secoli hanno attraversato molteplici vite, sono custoditi a Cervarese Santa Croce, 5500 anime lungo le sponde del fiume Bacchiglione, nella campagna padovana al confine con la provincia di Vicenza. Il nostro viaggio comincia dal simbolo del paese, il castello di San Martino della Vanezza. Risale intorno all'anno 1000, durante il periodo medievale il castello ha subito parecchie trasformazioni, ha subito anche attacchi. Si pensa che Gialino III da Romano, il famoso dittatore, figlio del diavolo come veniva chiamato soprattutto dai padovani, l'abbia conquistato, ma l'abbia conquistato lasciando integro, perché molto probabilmente aveva capito che serviva un castello ai confini tra Padova e Vicenza. In seguito il maniero, con il dominio della Serenissima, perde la sua funzione difensiva e diventa porto fluviale. Verrà usato come stoccaggio di magazzino di derrate alimentari, di grano. Però i veneziani cosa hanno fatto? Approfittando del fiume Bacchiglione che lambiva il castello all'epoca, hanno deciso di costruire dei mulini natanti, da cui nacquero un piccolo borgo, nacque un'osteria, nacquero delle attività commerciali, insomma un piccolo centro commerciale dell'epoca. Il castello è tornato un po' nell'ambito militare durante la Prima Guerra Mondiale, perché i famosi caimani del Piave, come venivano definiti, nonché gli arditi voluti da Gabriele D'Annunzio, dopo la disfatta di Caporetto, decisero gli arditi di venire qua e di accamparsi al castello, di usare il Bacchiglione come palestra, passatemi i termini, di allenamento. Oggi il castello è sede del Museo del Fiume Bacchiglione. Tra i vari reperti rinvenuti nel corso d'acqua, le due piroghe monossili altomedievali in legno di quercia. Per definizione sarebbero due fossili di alberi, poi erano sempre definite piroghe, molto probabilmente per la conformazione che hanno. Da 40 anni, grazie al lavoro delle associazioni, il maniero rivive i suoi fasti soprattutto a giugno con il Palio dello Sparviero, quando con tornei, musica, banchetti e artisti di strada riemergono suoni, colori e sapori dell'epoca medievale. Poco distante dal castello, in centro al paese, l'oratorio della Santa Croce, che risale al IX secolo, il più antico luogo di culto cristiano del territorio. È un edificio che ha avuto 3 vite. Fino al 1872 questa era la chiesa del paese, della comunità di Cervarese. Poi è stato per un brevissimo periodo, è stata anche la sede della scuola elementare. Poi dal 1885 fino agli anni 30-40 del secolo scorso è stata abitazione, è stato un condominio ante litteram. Qui vivevano oltre una decina di famiglie. In stato di abbandono fino agli anni 80, viene poi acquistato dal comune e in seguito ad un intervento lungo e complesso restituito al suo originario splendore e utilizzato come sede di attività culturali. Al suo interno spiccano la Certi di affresco e il Leone di San Marco. Sono salvati comunque degli affreschi che sono riferibili dall'XI al XVI secolo. I migliori sono quelli che sono in controfacciata, c'è quella Madonna con il bambino Gesù in braccio, però purtroppo si è conservato ben poco. All'epoca più antica risale anche la torre, in origine avamposto del sistema difensivo del castello di San Martino della Vanezza e solo in seguito diventata un campanile. Nulla qui a Cervarese è solo come appare, ci dicono appassionati di storia ed esperti locali, basta guardare attentamente per scoprire i molteplici volti di edifici e monumenti. Dove potrete rivedere la puntata di quest'oggi in attesa di quella di domani, sempre a partire dalle 7:30 su Rai 3. Noi ci vediamo allora domani, intanto buon proseguimento di giornata.